Scatman's World. Comandone veneziano. Allora, fioi. Let's questa è la partita delle partite. UEFA Champions League, Helen Road, bisogna vincere. Se vinciamo questa, le speranze di andare in turno successivo sono tantissime. Formazione titolarissima, a parte il De Bruyne che lo lasciamo in panca perché voglio tentare ancora col centrocampo cattivo con i tre incontristi, e Doria che mi ha chiesto proprio in brasiliano, mi ha detto Kumendon, sono stanca, quindi proprio in brasiliano così in brasiliano perfetto. E quindi non possiamo proprio metterlo. Ragazzi, andiamo, un pareggio beffardo, se avevamo i 2 punti in più adesso saremo qua a parlare di qualificazione sicura, invece dobbiamo soffrire e che abbiamo fatto dei miracoli con le 2 vittorie casalinghe con il Barça e con il PSG, là che mi sono costruito la qualificazione. È chiaro che questa bisogna vincere e sperare magari anche in un pareggio tra Barça e PSG, o no, anzi la sconfitta di no, con la sconfitta di una sono passato. Eh sì, assolutamente, deve vincere assolutamente una delle due. Vai raga, andiamo, anzi sarebbe meglio il ma è indifferente, deve vincere qualcuno comunque, punto e anche basta. Dai, dai che mi sto incazzando. Vai Fiori. Energico, allora potremo ottenere le qualificazioni, mi aspetto molto ragazzi, mettiamoli un po' di pressione a sti stronzoni, perché devono fare la partita della vita Fiori. Dai, Alan Road, per un solo obiettivo, gli ottavi di Champions League sarebbe un sogno incredibile in un girone così, con Barcellona e PSG, sarebbe una cosa, lasciamo perdere, cioè un godimento lento, la. Gol del Barcellona, intanto autoretta di Marquinhos, il Barça è già in vantaggio ragazzi. Werner, attenzione Royce, attenzione gol, no è entrata, no fai schifo, calcio di merda, fai schifo, ma dai era entrata, ma no che schifo, ma che brutta cosa. Poteva essere già l'1-0 ragazzi, ma la palla non è entrata, non è entrata, non si sa, tipo il gol di Montari. Tanto pareggio del PSG ragazzi, Cavani 1-1, tanti gol subito al Parc di Prince. Attenzione, vai Timo, dai Timo, vai piccolo Timo, e il Timo sbaglia. Io c'ho lo Steaua ragazzi, la squadra delle squadre, a questo punto lo Steaua è il bug del gioco, oddio gol. Mamma mia Courtois, grazie di esistere, Paolone Courtois. Perché sono tutti un po' Paoloni oggi, dai. Let's Steaua ragazzi, la partita da vincere. Stadio tutto esaurito, bene godo. E il come godo, e come godo, e come godo. Vai Royce, il piccolo Royce, di testa no, di piede Werner. Timo, Werner, 1-0. Relax ragazzi, ho bisogno di relax, ho bisogno d'amore per Dio. Scusate ragazzi, momenti di panico. Nobel si è infortunato, secondo tempo lo dobbiamo levare. Lasciamoli fare gli ultimi minuti. Si è infortunato anche Neto. Attenzione Strootman, Royce, il piccolo Royce di testa. Oh Campos, Campos, coso, Strootman, ma la para. Ah, Dio mio. Occhio. No, adesso, non prendiamola adesso, ragazzi. No, Beppe, adesso, meno male. Bravissimo, vai Ocampos. Timo Werner, Royce, rigore. E non me lo dà, ma perché? Madonna, quello Steaua è così, ragazzi, quello Steaua è così, purtroppo. Vai Ocampos, Lucas! Ed ecco fuori di un niente. Cosa mi sto mangiando ragazzi, dovremmo essere già 12-0. Comunque PSG 1, Barça 1. Energico, c'è margine per migliorare Fioi, c'è margine. Sì, basta che trovo tattiche, grazie, ok. Allora mettiamo De Bruyne, ok, va a cagare, e mettiamo regista arretrato, sostenere, ok, e Tarapt per uno Campos che non mi ha esaltato oggi. Boga lo lasciamo un po' a riposo, ora lo mettiamo nel secondo, tra un pochettino al posto di Royce. Comunque Royce ha fatto un bellissimo assist, Royce c'è,
Vai Royce, vai Royce, vai Royce, Royce, fuori di poco. Che Leeds sontuoso, ragazzi. È che ce ne mangiamo troppo. Attenzione Messi, Messi, 2-1 Barça. Lionel Messi. Tattiche. Vai, mettiamo il buon Boga. Ecco, ci siamo persi il gol per non mettere pausa. Ma porca di quella porca. Chi ha segnato? Young Ambiwa. Ci siamo persi il gol. Che pipa, devo mettere pausa. Ma perché? Young Ambiwa, vabbè, 2-0 Fioi. Grandi, questa vittoria è veramente fondamentale. Però non siamo, forse non siamo ancora. No, siamo passati. No, 2-2, non ci credo. No, ma è proprio. L'hanno venduta. L'hanno venduta. Biscotto, perché se dopo io perdo col PSG e il Barça mi. Se la batto perdo col Barcellona e il PSG batte Steaua, forse sono fuori. Con differenza non lo so, Fioi. Ma che cazzo, però, dai, ti prego. Dai, un golletto del PSG o del Barça, niente da fare. Vai. Boga. Yanga Biwa, mamma mia. Bravo Yanga. Comunque è finita ragazzi, buon 2-0, un Leeds meraviglioso. Veramente un buon Leeds, 10 punti in Champions, però ho paura di non avere ancora la matematica. Vediamo. Non ce l'ho ancora infatti. Ma porca puzza. Non ce l'ho ancora purtroppo, vabbè. No, no, si qualifica. Ah, siamo qualificati allora. Siamo qualificati ragazzi, quindi l'ultima partita è la formalità. Vai, dai, per la seconda ultima partita di questo video, Leeds Cardiff, Ellen Road, Barclays Premier League. Allora, se siamo messi bene in campionato dobbiamo stare attenti, oggi devo fare un turnover un po' più importante perché ho giocatori infortunati. Allora, Doria è ancora stanco, l'ho veramente massacrato, cioè ha fatto giocare 102 partite. Quindi abbiamo Strootman, De Bruyne e Ladley, centrocampo veramente obbligato con Nobel, Kramer e Jorginho infortunati. Jorginho è tornato ma ancora messo male. White e Bryan a sinistra con i due terzini insomma non titolari e vabbè Werner che tiene bene una bella resistenza. Fiori andiamo e speriamo. Allora, il Cardiff sulla carta è una squadra agevole, però siamo veramente con tante, tante assenze. Però abbiamo anche 4 punti di vantaggio, speriamo. Che ho detto, fastidio. Offensiva devo massacrarli, cioè non esiste che non si vince. Cioè, voglio vincere, appunto. Anche se ho la squadra decimata non me ne fette un cazzo, dai. Kevinone, Ladley. Timo, il piccolo Timo. Timo per De Bruyne. De Bruyne Ladley. Ladley, ok, vai Brian. Attenzione, gol! No! Un miracolo su Werner, scandalosamente scandaloso. Ma il Leeds c'è, il Leeds preme subito. Il Leeds vuole chiudere la pratica anche se ripeto è una squadra molto decimata, i due terzini sono due pippe di proporzioni obese. Bravo Strootman. Cioè pippe non sono male, però a confronto a Beck e o Yangambiwa o Grimaldo, ciò ne perdi. Anche Grimaldo comunque sono contento, un giocatore veramente sconosciuto che ha fatto buone cose, anche se Boga ragazzi è stato forse il migliore. Boga, bellissimo assist per Timo. Strootman, White, Kevin, White, De Bruyne, Strootman, White, White. Non ci credo ancora a miracolo, non c'è niente da fare. Oggi c'è sfiga ragazzi. Oggi c'è la classica e pura sfiga come dire. Una delle più pure forse. Oggi è una delle più pure. No, la dormita. Grandissimo Courtois, Mafioi sveglia. Si vede che la squadra è un po' stanca, non è abituata al doppio impegno con la Champions. Non è facile ragazzi. Non è, poi sono anche le coppe nazionali che sono 50 in Inghilterra, ci sono più coppe nazionali che altro. E dopo che ci sono i risultati, ragazzi, che ti ritrovi in queste condizioni. Cioè. Stronofio, Strootman ha preso una botta, il centrocampo non ce l'ho più. Siamo messi male, ragazzi, siamo messi male. Allora, tattiche. Tattiche general. Qua abbiamo Jorginho che è al 78. Niente da fare. Niente da fare. Facciamo così. E rischiamola. Mettiamo il Goxa. Il Goxa. Guarda che forte che è. Uomo d'area, attaccante. Qua facciamo così. È l'unica, vai. Come siamo messi male, come siamo messi male, Beppe. Ocio il cross, brutto. Fuori, è fuori. Non è fuori. No, guarda come. No.
Non ho parole, ragazzi, siamo distrutti, siamo pieni di infortuni, è incredibile. Finisce l'imbattibilità del Leeds, ragazzi. Finisce, penso, in casa col Cardiff. Sono scioccato da questa prestazione. Proviamo a mettere Royce e Ocampos. Anche se sono stanchi, perché sono turnover del cazzo proprio. Classico turnover di merda, dove perdi devi anche metterli per forza, quindi si stancano e la perdi anche. Proprio il classico turnover della minchia, proprio coniato dal Comenda, questa nuova definizione. Dai Young, bravissimo, anche poi Doria che non gioca, senza Doria perdiamo tanto. Attenzione, vai Royce, vedo il pareggio, Royce, ma va a cagare, dai. Ma dai, ma dai. White. Dai! Non ci credo, fuori gioco. Cosa stiamo perdendo, Cosa stiamo perdendo? Madonna, ma cosa stiamo perdendo, Beppe? Ma la ladra è morto anche lui, ragazzi. La squadra è morta, centro... Anche Young Gambino, è veramente... Panico cumendiano. Panico cumendiano. Finita, niente da fare. Sconfitta pesantissima questa, eh? Questa è veramente pesante. Finisce qua, ragazzi. 1-0 per il Cardiff. Sconfitta di una pesantezza pesantosa. Male, male. Taratto da cagare. Speriamo bene l'Arsenal, raga. Un saluto del comandone veneziano, ma momento un po' difficile adesso. Finisce l'imbattibilità del Leeds United. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.